Second? Ma un'analisi sulla partita di sabato con l'Ascoli, comunque presa all'ultimo momento, l'ultimo tiro in porta, però a livello del gioco diciamo che il Parma può essere soddisfatto. Ma è stata una partita comunque un po' particolare, perché loro hanno fatto penso poco e niente. Le occasioni ne abbiamo avute sicuramente più noi, con Paria, poi siamo fortunati, no? Comunque alla fine che è una partita che comunque potevi tranquillamente già perdere, perché comunque mancavano pochi minuti dallo scadere. Però penso che comunque sia stata una buona gara e quindi è un punto comunque importante. Mancava l'appello da 5-6 partite come titolare, ho visto che hai fatto un paio di ispezioni con Cesena e l'ultima l'avevi fatta col Bari. Immagino che sia una voglia matta di giocare con... La voglia c'è sempre di giocare, per forza, anzi, a maggior ragione quando non giochi da tanto. Però siamo un gruppo comunque, siamo tanti giocatori, c'è bisogno di tutti e quando iniziamo la discussione cerchi di dare il massimo e di dare comunque un tuo contributo. Ciao. Dice giustamente a maggior motivo se non giochi da tempo. Avevi una voglia matta di giocare e anche immagino non di strafare ma comunque di fare il tuo. Nel primo tempo, forse dopo mezz'ora hai fatto la prima sgroppata davanti. Era un ordine di scuderia quello di stare protetti dietro? No, era come se andava comunque, come si era messa la partita, quindi comunque se c'è motivo di spingere si spinge, quando c'è motivo di difendere difendiamo e poi dopo ripartiamo. Quindi in base a come andava la partita bisognava adeguarsi e capire e leggere le situazioni. Tu sei soddisfatto se non è così come la tua prestazione di sabato? No, io non mi accontento mai, quindi posso fare sempre molto di più. Non sono ancora quello che comunque ho dato e sono consapevole di questo, quindi penso che comunque io le somme le tiro a giugno e quindi adesso cerco solo di dare quello che sono in questo momento io posso dare, quindi posso dare molto di più, questo sono consapevole e mi sento comunque in dovere e l'obbligo di dare di più e di poter far male alle squadre avversarie. Padova è l'unica squadra fino adesso che non ha né avuto un rigore né ha avuti contro. Insomma, su di te un paio forse ci potevano stare in questo inizio di stagione. Secondo te è una casualità così oppure è un po' strano che arrivati quasi alla fine del girone di andata non ci sia stato neanche un rigore? Ma nel calcio ci sono molti episodi, quindi che noi non abbiamo preso gol sul rigore e non ci sia stato un rigore, ma comunque siamo contenti di questo, che poi non ce ne abbiano dati alcuni, cioè, gli arbitri poi possono darlo o non possono darlo, non è mai facile assegnare un rigore, quindi io penso che il problema non è che ci sia stato dato un rigore o meno, anzi, quindi sono i problemi minori questi qua sui rigori, quindi noi dobbiamo fare un'osservazione sui calcio d'angolo, penso che comunque anche sul calcio d'angolo non ricordo un gol sul calcio d'angolo, quindi anche lì bisogna migliorarsi su queste cose qui. Poi il rigore se viene ce lo concedono ben venga, ma io penso che comunque le cose importanti sono altre. Quindi insomma tu la vedi come un'ottica, vedendo anche quello che è successo con l'Ascoli di un Padova che costruisce molto però ogni tanto fatica a finalizzare. Ma fatica, io penso che i gol il Padova li sta facendo, sta subendo anche pochi, quindi penso che comunque con tutti comunque i problemi a centrocampo che Cuffa è un giocatore importante, Viviani ci poteva dare una grossa mano, adesso ci è mancato anche Piccioni e quindi un giocatore di esperienza fa sempre bene nella squadra, però penso che chi sta giocando sta dando comunque un grande contributo, come Flash che non gioca da tanto ha fatto bene secondo me, e come comunque altri giocatori a centrocampo che stanno dando comunque il massimo. E quindi penso che bisogna accelerare molto di più perché potenzialmente siamo comunque
possiamo dare molto di più, però io penso che comunque il Padova stia facendo bene. Novara, il fatto che abbiano perso le ultime 6 partite sono quelle cose che da una parte dicono ma forse allora, però la legge dei grandi numeri fa anche paura, no? Quando sono queste partite qua che perdono tante partite che vengono comunque da risultati negativi, bisogna stare maggiormente più attenti, perché quando perdi le partite l'attenzione aumenta, quindi la concentrazione è ancora di più, e quindi dovremo affrontarla non al 100% ma al 1000 per 1000 quando sono queste partite. Quindi andiamo lì per fare una battaglia e per giocarci comunque il risultato, che il nostro obiettivo è arrivare alla vittoria. Anche perché al di là di quello che dice la classifica, il Novara ha dei giocatori anche dal nome importante per la categoria. Infatti Il Novara è una buona squadra, soprattutto pensando che comunque è arrivato in Serie A e c'ha dei buoni giocatori, non significa che devono vincere tutte le partite. Nel calcio il nome conta poco, conta la determinazione, conta come approcci la partita, contano tanti fattori, quindi bisogna sempre rispettarli e di stare attenti, perché comunque loro vengono da un periodo negativo, ma è un attimo che comunque possono far bene, possono avviare una striscia positiva. Spero che non da sabato, ma dalle altre partite. Ti stupisce un po' la posizione di classifica del Novara per quelle che potevano essere le aspettative di inizio campionato? No, sicuramente nessuno si aspettava una classifica del genere del Novara, quindi penso che hanno comunque la possibilità ancora, per il campionato è lungo, di riprendersi e di poter dimostrare i loro valori. Giocherai o non giocherai, chi sia? Gioco o non gioco, io mi faccio trovare pronto. Ultima cosa, si parlava dei 2 rigori su di te, ma con l'Ascoli ti abbiamo visto una tua incursione in area molto simile a quella da cui era scaturito quel probabile fallo da rigore. Sembrano un po' le tue azioni, questo 1-2, entrare in area. Ti manca non essere riuscito ancora a finalizzare una di queste? Sì, diciamo che queste cose qui mi mancano, ma relativamente, penso comunque alla prestazione, ma l'episodio, poi la situazione, la finalizzazione viene comunque con la prestazione, quindi è tutta una conseguenza. Io penso che poi alla fine le cose arriveranno con l'impegno e con comunque la convinzione di poterle fare e di poter finalizzare alla gara. Tu non hai precedenti, vero, per Novara? Non mi pare ti sei incrociato, almeno forse perché col Brescia, quell'anno il Novara era ancora in C, l'anno scorso era in A, quindi tu non hai precedenti personalmente, non ricordo. Siete a posto? Sì. User? Io sì.